25 anni, anniversario dell'istituzione del Parco Luigi Pirandello. Come ha inciso nel territorio agrigentino e in quello siciliano questa istituzione? Sì, innanzitutto proprio dall'input, la programmazione negoziata. Negli anni 90, per la precisione nel 96, sulle direttive europee, l'Italia si allinea alle grandi politiche di Mitterrand e quindi lo Stato perde la sua funzione di controllore e prende quella di propositore. E questa è la programmazione negoziata, cioè a tavolino ci si siede in conferenza dei servizi e si programma il futuro di un territorio. E questa è stata la grande novità con la quale si sono portati avanti i parchi letterari tutti e in particolare il parco letterario Luigi Pirandello. Quindi anche il metodo, ed è quello che vorremmo trasmettere. A proposito, già ne abbiamo parlato nel primo incontro presso l'università, al tavolo generale, ai rappresentanti della Fondazione Agrigento Capitale, perché se non si ha questa formazione non si può andare avanti, mi permetto di dire. E questo è il primo, quindi già nel metodo. Poi ha inciso nella presenza sul territorio, costante e continuativa con iniziative, ma non solo nel territorio di Agrigento e Porto Empedocle, ma nel territorio italiano e anche europeo. Per esempio abbiamo portato i giovani addirittura a recitare Pirandello nel liceo scientifico in italiano di Amsterdam e così anche a Lisbona e anche in altre capitali d'Europa, e persino anche la stessa mostra che c'era qui esposta al Caffè Letterario è stata inaugurata a Roma, ma è stata esposta anche alla Università spagnola, diciamo all'università più importante della Spagna. Dottore Cirona, oggi 25 anni di anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello, lei tra i relatori. È un avvenimento importante perché si è dimostrato che il luogo di Pirandello aveva bisogno di qualcosa di diverso e importantissimo, della proposta culturale, e quindi il parco letterario, unitamente a tutti gli altri parchi letterari che sono stati realizzati, quello di Quasimodo, quello che riguarda D'Annunzio, quello che riguarda Giacomo Leopardi, significa che la cultura è il veicolo più efficiente per offrire ai turisti e agli uomini e agli operatori culturali un'opportunità di conoscere la storia dei luoghi. I luoghi pirandelliani sono stati da me dal 1986 messi al centro di una politica, perché i luoghi pirandelliani devono essere tutelati e salvaguardati. Dietro di noi avevo proposto pure la costruzione di una cavea per gli spettacoli estivi, per rendere la qualità sempre più diversa dal punto di vista degli spettacoli estivi come si svolgono ogni anno a Siracusa, a Segesta, a Palazzuolo ai Credi. Noi invece avremmo fatto non più rappresentazioni classiche ma rappresentazioni teatrali, mettendo al centro le opere di Pirandello. Nel 1993 è nato il primo provvedimento della regione siciliana come decreto di tutela e di salvaguardia dei luoghi pirandelliani, sia per il vallone di San Calogero che divide il confine tra Porto Empedocle e Agrigento, e sia anche per tutelare, perché già la zona era stata individuata per tante costruzioni abusive. Quindi la battaglia dei luoghi di Pirandello era sempre una battaglia di primissimo impegno culturale. Quindi stasera noi apprezzeremo sempre l'opera meritoria di chi da 25 anni porta avanti il parco letterario, e nello stesso tempo è la dimostrazione che Agrigento può vivere del suo grande drammaturgo, che è veramente vanto della città di Girgenti e di Agrigento. È un onore e un piacere, lo considero un privilegio poter presenziare a queste manifestazioni che fra l'altro coincidono con il 25esimo anniversario della fondazione del Parco Luigi Pirandello. Non solo io devo esprimere un plauso per tutto quello che nell'arco dei 25 anni questo ente è riuscito ad esprimere a più alti livelli culturali e di impegno sociale, ma anche per l'organizzazione di queste due serate che sono sicuramente pregevoli,
anche per i temi che sono stati scelti. Sempre più al centro dell'attenzione Pirandello, sempre più attuale, in una città che sotto certi aspetti rispecchia quella che ha conosciuto Luigi Pirandello, cioè questo contrasto permanente fra la ricchezza, l'imponenza delle vestigia, i sublimi avanzi, lui li definiva, è un quadro circostante che sicuramente, uso questo eufemismo, non si ispira ad altrettanta bellezza ed efficienza. Quindi non solo il ricordo di questi 25 anni, ma anche un rinnovato impegno in maniera che la cultura possa offrire ancora una volta ad Agrigento una sponda per imporsi nell'agone internazionale, dal momento che altre occasioni penso non possono essere sfruttate al meglio. Come Presidente del CUPA lei aveva dato un input importante per Agrigento 2025, poi insomma non ha avuto un seguito, una sua considerazione. Se ha una domanda di riserva gliene sono particolarmente grato. Il Comune di Porto Empedocle partecipa a questa iniziativa dei 25 anni dell'istituzione del Parco Letterario Pirandello. Sì, siamo onorati dell'invito che ci è pervenuto, siamo qui proprio per dare il nostro piccolo contributo a quella che è il Parco Letterario Luigi Pirandello. Un particolare ringraziamento va fatto all'ingegnere Bernardo Barone che ha istituito questo premio e oggi ricorre il 25esimo anno. È importante perché andiamo a valorizzare un territorio, andiamo a valorizzare quello che è stato proprio i luoghi dove il nostro Luigi Pirandello ha tratto ispirazione per tutto quello che è stato per lui il grande successo. Un grazie all'Associazione Culturale del Cerchio, un grazie a tutti coloro i quali hanno contribuito a realizzare questo progetto. Adesso so che sono stati presentati diversi progetti da parte dell'associazione, almeno una decina di progetti. E il nostro compito è quello di cercare di contribuire alla realizzazione, perché ce ne sono addirittura alcuni con progetti esecutivi, quindi noi abbiamo il dovere di perseguire questa linea di condotta che ha l'associazione per far sì che si possa realmente avere quello sviluppo che ci aspettiamo tutti, socio-economico ed anche uno sviluppo in particolare turistico che ci possa dare il successo che questa città merita. Il giudice, anche lui ha una sua verità, sì, perché lui ascolta, osserva, però trarrà delle conclusioni secondo alcune mie riflessioni sul genere umano. E quindi vado a scrivere questa novella.